Li chiamano gifted children e sono i bambini ad elevato quoziente intellettivo, piccoli geni che frequentano le scuole del Veneto e che hanno bisogno, per sviluppare i loro talenti, di appropriati livelli di istruzione. La Regione Veneto ha puntato gli occhi su di loro, o meglio, l'assessore regionale all'istruzione, Elena Donazzan, ha deciso di aiutarli con un progetto a livello sperimentale. Il primo in Italia. Sì, perché i piccoli geni in una scuola normale rischiano di non sviluppare appieno le loro risorse. Seguono a fatica le lezioni, sono distratti, si annoiano e rischiano di essere emarginati perché non vengono scoperte le loro potenzialità e vengono etichettati come casi patologici con diagnosi affrettate. Hanno una marcia in più, ma per fargliela usare c'è ora una chance. La Regione Veneto ha dato l'ok ad un progetto che punta ad individuare gli Einstein in erba e valorizzarli fornendo loro gli appropriati strumenti di studio. Il progetto si chiama ET Education to Talent ed è realizzato dal Centro Produttività Veneto con il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Come riconoscerli? Imparano in fretta e non hanno bisogno di ripetizioni e possono avere vari talenti, quello musicale, matematico, letterario. A 3 anni ci sono bambini che sanno fare i conti, chi a 2 è già in grado di fare delle rime e chi alla materna riesce a leggere in modo fluente. Poi, nell'impatto con gli stimoli offerti dalla scuola, sottodimensionati per la loro qualità, si spengono e diventano incompresi.